Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca: potrebbe essere di natura dolosa l'incendio che ieri notte ha devastato il chiosco con cucina annesso all'Alberone Karting Club di San Pietro al Natisone. L'area, per facilitare i rilievi dei vigili del fuoco e dei carabinieri, potrebbe ora essere posta sotto sequestro. Il servizio. Un incendio di grosse proporzioni ha distrutto ieri notte il chiosco con cucina che si trova all'interno dell'Alberone Karting Club in località Tarpezzo di San Pietro Natisone. Le cause del rogo, che ha tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto alle 1:50, sono ancora al vaglio degli investigatori. Non si esclude l'origine dolosa. I pompieri, intervenuti insieme ai carabinieri della compagnia di Cividale, hanno rinvenuto sul posto elementi che possono far presumere che dietro l'incendio ci possa essere la mano di qualcuno. Nelle prossime ore, proprio al fine di accertare le responsabilità, su disposizione della Procura di Udine, l'area interessata dalle fiamme, che si trova nelle vicinanze della pista circuito da go-kart, potrebbe essere messa sotto sequestro. I danni, ancora in corso di quantificazione, sono comunque ingenti. Ad allertare i vigili del fuoco è stato ieri notte un passante che ha notato il rogo. Tempestivo l'intervento dei pompieri, che ha evitato che l'incendio si propagasse alle strutture adiacenti. È di 2 persone ferite in modo serio il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte a Mortegliano in via Ferraria. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Latisana si sono scontrate 2 auto, una Fiat Punto e una Peugeot, con i rispettivi conducenti che sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Soccorsi da personale del 118 supportato dai vigili del fuoco, sono stati trasportati all'ospedale di Udine. Hanno riportato traumi giudicati gravi. E doveva scontare 2 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali, ma un uomo di 35 anni ha pensato bene di lasciare l'Italia. È stato però rintracciato e quindi arrestato da una pattuglia dei carabinieri di Miramare durante un controllo su un autobus di linea diretto in Romania. L'uomo era stato denunciato dalla moglie, che per sfuggire alla sua violenza era stata costretta, scalza e senza la maglietta, a nascondersi dentro un cespuglio. Voltiamo pagina verso le elezioni politiche del 25 settembre. Slitterà a mercoledì prossimo l'estrazione dei simboli per la composizione della scheda elettorale, appunto alle politiche. Ci aggiorna Andrea Pierini. Buongiorno dall'esterno del Tribunale di Trieste. Ci vorrà ancora pazienza in realtà. Era prevista oggi l'estrazione per l'ordine sulla scheda elettorale del 25 settembre. In realtà la Cassazione si è presa ancora qualche giorno di tempo per la decisione, quindi verosimilmente questa estrazione non avverrà prima di mercoledì. Queste le ultime indicazioni che abbiamo ricevuto dalla Corte d'Appello, che è responsabile sul tema. Ricordiamo che al momento sono escluse 5 liste perché non hanno consegnato le firme. Si tratta di Pensiero e Azione, le Destre Unite, Partito Animalista, Forza Nuova, Gilet Arancioni. In realtà 5 partiti per un totale di 7 liste, perché non tutte si sono presentate in entrambi i rami del Parlamento, quindi è il caso ad esempio delle Destre Unite, che si è presentata solo al Senato, o di Forza Nuova, che si è presentata solo alla Camera. Lo diciamo già che alcuni movimenti come il Partito Pensiero e Azione e i Gilet Arancioni il ricorso è già stato rigettato dalla Cassazione, però la volontà è quella di andare anche al TAR, quindi magari per questo motivo lo sorteggio previsto per oggi è slittato ulteriormente di 2 giorni. Per quanto riguarda i partiti principali non ci sono state esclusioni o rilievi da parte della Corte. Per quanto riguarda gli esclusi, possiamo già dire Gilet Arancioni e Partito Pensiero Azione hanno protestato caldamente, sottolineando che, essendo partiti antisistema, la volontà del sistema è quella di escluderli dalle elezioni in modo non accettabile, perché secondo la loro interpretazione erano esentati dal presentare le firme, che ricordiamo in Friuli Venezia Giulia sono 750. Se non ci sono domande da studio io vi restituisco la linea. Grazie ad Andrea Pierini. Voltiamo pagina. Partirà poco prima di mezzanotte la disinfestazione anti-zanzare a Udine per difendere i cittadini dalla diffusione del virus West Nile. Coinvolti anche i comuni di Pasian di Prato e Campoformido. Obbligatorio chiudere porte e finestre e tenere al riparo gli animali domestici.
Settimana scorsa era toccato a Udine Nord con 6 comuni coinvolti, ora invece tocca alla zona sud-occidentale del capoluogo. La guerra al virus West Nile non conosce tregua e prosegue l'opera straordinaria della regione per eliminare quante più zanzare possibili, uniche portatrici del virus. A far nascere questa nuova operazione è stato il ritrovamento di un volatile morto positivo alla febbre del Nilo occidentale, così come a far scattare quella di Tavagnacco era stata la scoperta del virus in un cavallo. La zona designata per la disinfestazione è di 4 km intorno a Viale Venezia, quindi sostanzialmente tutto il centro di Udine fino a Viale Trieste e Viale Palmanova, ma anche i Rizzi, a Cussignacco e Sant'Osvaldo, arrivando fino a Pasen di Prato e Campoformido. Restano valide le indicazioni già applicate nelle altre disinfestazioni, quindi obbligo di tenere porte e finestre chiuse, di tenere a riparo gli animali domestici e di non consumare ortaggi e frutta soggetti al trattamento prima che siano passate 72 ore. Già domani mattina i parchi e i viali alberati che saranno stati trattati potranno normalmente essere frequentati. Restiamo a Udine, dove è partita la seconda edizione della Summer School di Leggiamo 018 a Palazzo Morpurgo, la presentazione della scuola estiva di alta formazione sui libri e la cultura. Che cosa rappresenta per il mondo culturale, il mondo della formazione, un evento di questo genere che tra l'altro quest'anno ha richiamato molte persone? È un momento molto importante per il progetto Leggiamo 018 e in generale per chi si occupa di promozione della lettura nell'ambito dell'età giovanile fino ai 18 anni. È un momento importante di formazione specifica ma anche di confronto tra gli operatori che sono invitati non solo a fare la formazione ma anche a partecipare, e quindi bibliotecari, insegnanti, e quest'anno anche abbiamo un incontro con gli amministratori locali. E Leggiamo è un modo per partecipare a questo grande progetto culturale che è la lettura come forma di crescita educativa, crescita dei giovani, la lettura come fondamento di uno sviluppo culturale tutti insieme. La tradizionale festa degli allevatori in Malga Montasio ieri è stata l'occasione per fare il punto sulle grandi difficoltà attraversate dal settore tra l'aumento dei costi dell'energia e la siccità che ha inciso sui foraggi. Tante aziende sono destinate a chiudere. Purtroppo si verificherà anche in prossimo futuro un calo delle aziende, tante sono anche adesso in via di dismissione a fronte di un prezzo che ha toccato un livello inimmaginabile fino a 3 mesi fa. Abbiamo avuto però un costo per quanto riguarda i prodotti energetici che è schizzato inverosimilmente a prezzi fuori da ogni logica. Non parliamo poi del periodo siccitoso, una mancanza enorme soprattutto dei foraggi, e quindi è una situazione veramente, vorrei dire, tragica. Ecco. Poi la ricaduta che ci sarà anche sulle tasche dei consumatori. Io credo che insomma ci voglia una grande alleanza di questo Friuli, di questa gente, degli allevatori, per sostenere il primario. Credo che in momento di crisi, come è sempre successo nella storia, si è ripartiti con un grande impulso sulle attività agricole che si chiamano primario per questo, e quindi stiamo facendo uno sforzo straordinario per sostenere questo settore insieme alle famiglie e alle altre attività lavorative. C'era un'esigenza sulla macellazione d'urgenza che all'inizio veniva, diciamo così, ristorata da parte delle province, poi dopo che le province sono state chiuse, il costo della macellazione d'urgenza ricadeva sull'allevatore. Con un intervento fatto nell'ultima finanziaria la Regione ha dato un contributo all'associazione allevatori perché ristori di questi costi gli allevatori del Friuli Venezia Giulia. È calato il sipario ieri sul Festival Mondiale del Folklore a Gorizia. Davanti a 700 persone sono stati assegnati gli Oscar della Kermesse. È stata una giornata ricca di emozioni quella che domenica ha chiuso il 50° Festival Mondiale del Folklore a Gorizia. L'ultima data in calendario è stata segnata dall'acquazzone che ha colpito la città nel tardo pomeriggio, ma la gioia di suonare e ballare non si è fermata. Alla presenza di 700 persone sono stati consegnati i riconoscimenti e gli Oscar del folklore. I bragati della Georgia hanno conquistato il premio Simpatia, quello assegnato dal pubblico nella serata di sabato, grazie alle loro danze e costumi. Gli altri Oscar sono stati assegnati a Fontana Vecchia di Casalduni, in provincia di Benevento, per la presentazione
interpretazione originale del repertorio tradizionale, ad Anaya in Colombia per l'interpretazione del nuovo folklore urbano e ad Aborigen dell'Uruguay per l'espressività stilizzata della danza. Doppio titolo per l'Accademia Mirkos Rezic, Oscar del folklore per la presentazione complessiva e premio antropologico Tullio Tentori. A chiudere gli Oscar sono stati i Maori della Nuova Zelanda per il canto folklorico di gruppo. Menzione speciale agli sbandieratori di San Gemini in Umbria per la presentazione degli strumenti tradizionali e per la costante presenza agli eventi goriziani. Immancabile l'importante Memorial Sergio Piemonti, dedicato alla storica anima della Kermesse, assegnato direttamente dall'associazione Etnos. Premio andato ai gruppi locali Santa Gorizia, Danzerini di Lucinicco e Michele Grion di Capriva. Siamo allo sport, è successo del Pordenone ieri nell'ultimo test stagionale prima dell'inizio del campionato di Serie C contro l'Arzignano, è finita 2-1, indicazioni positive per il tecnico Mimmo Di Carlo. Sentiamo. Abbiamo visto delle buone trame di gioco, non tanta continuità, però mi è piaciuta la personalità della squadra, la voglia di essere sul campo, sul pezzo, la concentrazione, le giocate. Se posso metterci sempre una cosa che non mi piace, che non mi è piaciuta, bisogna alzare i ritmi. Se non alziamo i ritmi poi si fa fatica contro chiunque, e anche l'Arzignano di oggi abbiamo visto che quando ogni volta abbassavamo il ritmo veniamo fuori l'Arzignano, perché non c'è da fare, in Serie C sono tutte squadre buone, però noi dobbiamo pensare a noi stessi rispettando sempre tutti gli avversari. E mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, mi è piaciuto molto, abbiamo partito il primo quarto d'ora molto rapidi e poi un po' alla volta ci siamo, come diciamo prima, il ritmo più basso, quindi quella è una correzione che bisogna fare, ma oggi c'era anche di fronte a noi una buona squadra e quindi bisogna fare i complimenti a tutti, sia a noi che all'Arzignano, per la partita che è venuta fuori. Delle occasioni magari che abbiamo creato, anche se non sono state magari sfruttate bene, quello che ripeto che bisogna fare, bisogna alzare un po' più il ritmo, quindi su quell'aspetto lì ma è il ritmo mentale, non è solo un ritmo mentale, quindi bisogna alzare il ritmo, e quando bisogna alzare i ritmi, se alziamo i ritmi creeremo più occasioni da gol e sicuramente saremo più propositivi e anche più concreti. 3 tifosi del Monza e 3 dell'Udinese sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rissa aggravata a seguito degli scontri con lanci di cocci di bottiglie, sassi e altro al termine del match di Serie A appunto tra Monza e Udinese di venerdì sera. Durante i tafferugli fuori dall'U-Power Stadium di Monza è rimasto ferito un poliziotto. Gli arresti sono stati eseguiti dalle Digos di Monza e di Udine, tra Monza, Udine, Pordenone e Venezia. Ancora in tema di Udinese, a dirigere la gara infrasettimanale valida per il quarto turno di campionato tra Udinese e Fiorentina in programma mercoledì è stato designato il fischietto di Aprilia Maurizio Mariani. Al VAR ci sarà invece Fabbri. Sono 10 i precedenti di Mariani con l'Udinese per un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il fischietto laziale ha già diretto un match tra i viola e i bianconeri al Franchi in un Fiorentina-Udinese 3-0 dell'11 febbraio 2017. Era questa la nostra ultima notizia, dopo di noi l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.